poi la droga arrivava lo stesso. E ha consentito di svelare questa operazione brillantemente portata a termine dalla squadra mobile della questura di Catania, appunto dei contatti anche molto importanti, certamente costanti, tra la criminalità catanese e la criminalità calabrese, e ha permesso di documentare l'arrivo in territorio catanese di ingentissimi quantitativi di droga, a dimostrazione di quello che da più tempo le indagini vanno dicendo, e cioè che le tante organizzazioni criminali che si muovono sul nostro territorio trovano nel settore del traffico e dello spaccio di stupefacenti la loro principale risorsa. Quindi altre indagini sono ancora in corso? Altre indagini sono ancora in corso, e su questo certamente il dirigente della squadra mobile saprà maggiormente dirvi. Grazie.